Di Mauro? Di Mauro Maurizio, che è quella alla quale ho contribuito anch'io. Mi prendo io questo compito. La bozza è di una semplicità, è la cosiddetta versione ipersemplificata e l'abbiamo voluta così. Ve la potete leggere chiaramente in un momento, quella si legge in 5 minuti netti. Mauro Maurizio. Noi non abbiamo voluto intenzionalmente fare alcun tipo di posizioni, di regolamenti, di cose sui meetup locali. Ognuno fa quel che crede. Quello che abbiamo teso più che altro a concepire e organizzare è l'assemblea regionale. L'assemblea regionale si esprime in due modalità: attraverso l'assemblea plenaria, che viene fatta in un modo determinato, e l'assemblea in modalità circoscrizionale. L'assemblea in modalità circoscrizionale è semplicemente un'assemblea che si riunisce in contemporanea con lo stesso ordine del giorno in tutti i meetup circoscrizionali, come abbiamo fatto durante la campagna elettorale. Non è una delle cose che ha funzionato peggio e quindi pensiamo che con un po' più di, di tempo per organizzare e un pochettino più di buona volontà si riesca a far funzionare. Tra le cose che abbiamo avuto non è stata la peggiore. Conseguentemente qui ci sono anche delle note in rosso. Oggi stamattina ho fatto anch'io delle aggiunte che vediamo se Mauro vorrà includere. Comunque l'elemento chiave è che l'assemblea regionale si riunisce un certo numero di volte l'anno, da decidere 4, 6 volte l'anno si riunisce l'assemblea regionale, in cui io ho proposto che una precedente piccola riunione degli organizer decida un ordine del giorno comune, naturalmente di concerto con i consiglieri, di concerto con chi si deve concertare, e dopodiché si fa l'assemblea su punti condivisi sostanzialmente e visti assieme. Non c'è niente di molto complesso. I gruppi di lavoro hanno una struttura molto simile a quella che ha dato prima Bozzato cioè, hanno la stessa ideologia di base, con una lieve differenza del fatto che sono meno formalizzati, cioè si possono formare a seguito di stimolo degli organizer a livello locale, circoscrizionale o regionale, tendono a organizzarsi fra di loro e fanno proposte. Si organizzano in modo abbastanza autonomo, possono organizzarsi su internet, possono organizzarsi con modalità personale, in riunione, piuttosto che per telefono o utilizzando da fare, è del tutto indifferente. Di tanto in tanto fanno una relazione, ovviamente, perché devono anche spiegare cosa stanno facendo, e fanno delle proposte alla regionale. Questo è quello che fanno, quindi di volta in volta possono essere del momento per una situazione che si viene a creare o che si vuole creare, e poi ci sono quelli per le commissioni permanenti, però non c'è niente di particolarmente complicato da questo punto di vista. E gli attivisti qui? Come? E gli attivisti qui sulle proposte, cosa svolgono? C'è l'attivista che non frequenta i gruppi di lavoro? No, su questo purtroppo non posso dirti, deve partecipare al meetup, che vuol dire partecipare all'assemblea oppure partecipa a quel tipo di attività sul meetup che sono in discussione su internet. Il problema è quello che abbiamo detto prima, che stentiamo a far partire una buona discussione sul meetup. Ti dico subito il dato che mi ha dato Bozzato, quindi persona, come dire, al di sopra di ogni sospetto da questo punto di vista, perché noi abbiamo un meetup che è spoglio in maniera quasi imbarazzante, perché facciamo tutto in assemblea. C'è il meetup di Trieste che fa molta attività sul meetup internet, in cui Bozzato ha cercato disperatamente di mettere un po' di ordine per ordinare le discussioni, creare un albero delle discussioni, creare un albero degli argomenti, e ha trovato 10.000 thread aperti. 10.000 thread. Questo vuol dire, il thread è una discussione, uno che risponde a un altro che risponde a un altro. 10.000 thread. Questo vuol dire che se uno vuole trovare la novità di oggi sulle discussioni,
si deve passare 10.000 discussioni, signori. E questo No. vuol dire che è inutilizzabile. 3 è uno, quello che dopo viene risposto, Ecco, esatto, e poi si deve passare. quello che viene. Il problema è che il Meetup dovrebbe avere un'email che ti manda gli aggiornamenti. Abbiamo visto che non funziona solo su 3. Una volta ti manda un aggiornamento, 2 volte non te lo manda, ti manda su alcune discussioni ma non su altre, e in maniera assolutamente, chi fa questo software, non so come lo abbia fatto, è un'azienda americana, noi non Sì, sì, ma questo software era stato creato solo per creare gruppi. Esatto, che poi si incontravano di riunione. fisicamente. Esatto, sì, era fatto solo per crearsi agli appuntamenti. Esatto, Serviva solo per ed fare in questo. effetti per far quello funziona abbastanza bene, bisogna essere giusti, giusto per fare le assemblee va abbastanza, diciamo, fa il suo mestiere, per tutto il resto onestamente non lo fa. Quindi bisognerà, io credo, se vogliamo supportare in modo l'informatica, con l'informatica, l'attività del Movimento 5 Stelle, dovremo cambiare piattaforma prima o poi. A quelli che mi parlano di quella piattaforma che era venuta fuori, la Liquid Feedback. io vi dico, andate a fare una demo di Liquid Feedback. Sì, non è facile. Detto questo, io mi dispiace